Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, qui su Radio Libertà, appunto, abbiamo tanti difetti, ma non, come è noto, non aderiamo esattamente alla vulgata politicamente corretta, no? Al luogo comunismo mainstream. Quindi, se lo diciamo noi, potete crederci, si sta veramente esagerando. Cioè, girano in questi giorni, in prossimità del 25 aprile, la ricorrenza di domani, delle tesi veramente di un nostalgismo imbarazzante. Si girano nostalgie per il regime insopportabili, revisionismi storici indigeribili. Si sta esagerando, si sta veramente flirtando con quel vecchio vizio, no? Quella roba che Umberto Eco chiamava il fascismo eterno degli italiani. È inaccettabile e se lo diciamo noi potete crederci, e vi leggiamo uno degli interventi, dei discorsi più aberranti in cui ci è capitato di imbatterci, perché veramente si sta esagerando. Vado a leggere. Mi chiedo se l'Italia di oggi non debba cominciare a riflettere sui vinti di ieri. Non perché avessero ragione o perché bisogna sposare per convenienze non ben decifrabili una sorta di inaccettabile parificazione tra le due parti. Bisogna sforzarsi di capire, senza revisionismi falsificanti, i motivi per i quali migliaia di ragazzi e soprattutto di ragazze, quando tutto era perduto, si schierarono dalla parte di Salò e non dalla parte dei diritti e della libertà. Questo sforzo, a distanza di mezzo secolo, aiuterebbe a cogliere la complessità del nostro paese, a costruire la liberazione come valore di tutti gli italiani, a determinare i confini di un sistema politico nel quale ci si riconosce per il semplice e fondamentale fatto di vivere in questo paese, di battersi per il suo futuro, di amarlo, di volerlo più prospero e più sereno. Dopo, poi, all'interno di quel sistema comunemente condiviso, ci potranno essere tutte le legittime distinzioni e contrapposizioni. Capite che parole inaudite? Cioè, questo discorso ci invita a riflettere sui vinti, a sforzarsi di capire i ragazzi e le ragazze che fecero la scelta storicamente, tragicamente errata di combattere per la Repubblica di Salò, cioè insinuando che non fossero tutti dei mostri extraumani, ma ragazzi, adolescenti spesso, che in buona fede fecero un errore clamoroso. Ma insomma, capire delle ragioni addirittura per costruire la liberazione come valore di tutti, comunemente condiviso. Insomma, sono delle tesi chiaramente di qualcuno che ha nostalgia del regime mussoliniano. Chi è questo? Sono frasi di Ignazio La Russa, in queste ore ovviamente su tutti i giornaloni additato ovviamente come il nostalgico per eccellenza, seconda carica dello Stato. Sembrano parole di Ignazio La Russa, ma non lo sono. Non sono parole neanche di nessun leader che si è affacciato alla manifestazione dei patrioti, anche se ovviamente erano tutti dei biechi nostalgici fascisti. Sapete di chi sono queste parole? Di Luciano Violante, quando si insediò nella carica di presidente della Camera il 9 maggio 1996. Luciano Violante, un magistrato, una vita nella sinistra italiana, un esponente di spicco del PC, PDS, DS, un vecchio comunista con tutti i crismi, con una cultura robusta, con una profondità di lettura storica robusta, cioè non le ultime mezze calzette del wokismo nostrano. Ne citiamo una per tutti perché la vediamo oggi sui siti: Silvia Salis, questo nuovo prodotto del marketing wokista, no? Che qualcuno ci vuole davvero convincere sia una candidata credibile per Palazzo Chigi. Celebrare la resistenza è divisivo solo per chi celebra i morti di Salò. Te l'ha detto Luciano Violante 30 anni fa, che una pietas che si interroga sulle ragioni di chi sbagliò non è revisionismo, non è un'offesa alla Costituzione, anzi è proprio la cosa che bisogna fare per uscire da questa trappola ideologica e dal caravanserraglio che andrà in scena domani, che tutti già conosciamo, cioè bandiere rosse, bandiere palestinesi, ovviamente insulti al governo neofascista, tutto tranne le bandiere di chi liberò il nostro paese, cioè la bandiera a stelle e strisce e
la Union Jack, no? Dovrebbero essere le prime, sono le uniche che non ci saranno. Assalto alla brigata ebraica che invece combatte effettivamente. Questo delirio andrà in scena, ma è una cosa, come dire, ormai a cui siamo abituati. La conclusione di questa pillola di stamattina è che coi canoni di oggi Luciano Violante sarebbe giudicato un pericoloso nostalgico con tendenze neofasciste. Capite a che livello è arrivata l'isteria ideologica della nostra contemporaneità? Probabilmente al punto di non ritorno. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché tra poco c'è la nostra intervista settimanale. Vi aspetto.